Ben ritrovati amici dell'atletica. La Coppa Friuli dopo 2 lunghi anni è ripartita da Bertiolo. Per onorare il traguardo della 40ª edizione, la più amata delle competizioni a tappe dei friulani ha portato al via 334 runner felici di rivedere la luce al termine del tunnel pandemico. Ospitata dalla locale Proloco nel programma della 73esima Festa del Vino, la corsa organizzata dalla Libertas Udine di Cristian Gerussi e Brigida Aggio ha svelato la consistenza delle forze in campo, legittimando o deludendo le aspirazioni di atleti e società. Prima le donne, poi gli uomini, subito dopo il tramonto, su un anello di 5 km, hanno pigiato a fondo sull'acceleratore, dando vita a uno spettacolo di buon livello. L'etiope Asmerawolk Bekele si è presa il primo posto in 16,30, mettendola al riparo da Erika Franzolini della maratonina udinese 16,47, che ha confermato il suo magic moment. Il bronzo è andato a Jessica Calaz, atletica buia, in 17,3. Sentiamo la vincitrice e le sensazioni a caldo di altre atlete subito dopo aver tagliato il traguardo. Ho provato a stare dietro l'etiope perché abbiamo fatto una gara, una mezza domenica a Vittorio Veneto, dove ho fatto il personale, e lo dico perché sono contenta. Ho fatto 1 ora e 18 e lei ha fatto 1 ora e 17,59, io ho fatto 1 ora e 18,03, per cui ho detto prova a starle un po' dietro. Sapevo che non l'avrei presa perché ancora ritmi più forti non ne ho, però insomma in 5 km, 4 km e 7 ho provato e ho preso un po' di distacco e l'ho mantenuto, insomma. Questi allenamenti sono tutti in progressione, ecco, sono contenta. Speriamo di andare avanti così, di non avere intoppi nel percorso tra vita lavorativa, familiare, eccetera, ecco. Sei contenta del tuo piazzamento? Sì, del tempo sono felice, sì, è una delle prime gare veloci che faccio, quindi sono felice. Quindi una bella corsa? Sì, è bellissima. È un bel percorso, un lungo rettilineo. Domenica sei a... Sì, in casa sono andato in mezzo, quindi corro in casa. Dopo 2 anni ci voleva una Coppa Friuli a Bertiolo. Grandi donne! Bene, molto bene, felicissima. Dopo 2 anni finalmente si torna a Coppa Friuli a Bertiolo, che è il mio paese anche. Quindi è il mio paese, io sono originaria di Bertiolo. Alla Festa del Vino sono venuta tanti anni e correrci è bellissimo. Contentissima di riprendere, bello il percorso e anche l'atmosfera in notturna, così per iniziare, veramente bello. Anche il fatto che sia più corta la prima tappa, meglio. Contenta, grazie. Com'è andata? Bene, dai, dopo tanto è stato bello ricominciare. Sì, tutto a posto. Grazie alla collega che mi ha aiutato. Mi ha dato la grinta per partire. Tutto bene, sì, felicissima. Poi è toccato agli uomini, che sono stati messi in fila da uno scatenato Steve Bibalo, Sportiamo. Ha concluso la sua galoppata solitaria in un notevole 14,34, lasciando al drappello degli inseguitori il compito di sbrigarsela per la piazza d'onore, conquistata dal suo compagno di team Daniele Galasso in 15 minuti netti, che ha avuto la meglio su Mattia Rizzo, altro pezzo grosso della Sportiamo, terzo in 15,5. Quarta posizione è a Daniele Torrico della Trieste Atletica e quinta a Nicola D'Andrea dell'Aldo Moro Paluzza. Le parole del vincitore e dei piazzati. Sei partito solo e sei arrivato solo, una gara meravigliosa. Te l'aspettavi? Sinceramente no, perché è un po' un torno al lotto in questo momento, perché sono in piena ripresa dopo il Covid e poi io facendo il camionista avevo iniziato stamattina alle 4, che ero andato giù in Emilia Romagna, perciò ero già affaticato e quindi ho detto la provo. La gamba la sentivo bene, sono partito subito in testa e ho finito finché ne avevo. Steve è partito subito forte e ho detto partirà forte, poi pian pianino molle, si riunisce a noi. Invece ha tenuto il suo ritmo bello regolare fino alla fine. Noi siamo rimasti in 4 mi pare, 5 in 5 eravamo, no, in 4, con Stefanutti subito dietro e ha tirato quasi sempre Turrico ovviamente.
E poi alla fine io ho aperto la volata e sono riuscito a rimanere davanti, l'ultimo chilometro più o meno. Molto contento di essere riuscito a stare con i miei fortissimi compagni di squadra che su queste distanze hanno molto da insegnarmi ancora. Sì, bene, abbiamo fatto una gara forte fin dall'inizio, Steve Bibalo ha imposto subito il suo ritmo e per noi non c'è stato nulla da fare perché abbiamo solo potuto guardarlo da lontano perché ha fatto una gara veramente pazzesca. E ora vincitori e vincitrici di categoria. Junior Federico Cernaz, Trieste Atletica. Promesse Lorenzo Caliciuri, Azzano Runner e Antonella Franco, Aldo Moro. Senior Daniele Torrico, Trieste Atletica e Asmera Work Bekele, Etiopia. 35 Steve Bibalo, Sportiamo, ed Erika Franzolini, Maratonina Udinese. 40 Marco Nardini, Timau Cleulis e Jessica Calaz, Atletica Buia. 45 Maico Mattiussi e Romina Nascimbeni, Aldo Moro. 50 Marco Cos, Atletica San Martino, e Mariangela Stringaro, Keep Moving. 55 Fiorenzo Todesco, Atletica San Martino, e Francesca Gorassini, Podismo Buttrio. 60 Paolo De Crignis, Carni Atletica, e Patrizia Leonarduzzi, Keep Moving. 65 Maurizio Zamaro, Mialmico Corse, e Margherita Zande Giacomo, Aquile Friulane. 70 Sereno Molinaro ed Emiliana Rizzotti, Atletica Buia. 75 Sandro Urli, Polisportiva Montereale. Il nono giro podistico Città di Porcia, abbinato alla terza prova di Coppa Provincia di Pordenone, Gran Premio Orogildo, si è svolto domenica con la presenza di oltre 400 atleti di tutte le categorie federali. Organizzata dalla Libertas Porcia, la Purlilium ha offerto un evento su strada a 360 gradi, dai giovani ai master, ed è stato uno spettacolo di pubblico, agonismo e amicizia nel segno della rinascita, e due vincitori come Lorenzo De Conto e Giulia Montagnin che hanno impreziosito una mattinata sportiva baciata dal sole. Sulle strade di uno dei 100 borghi più belli d'Italia, sulla distanza di 7 km spalmati su 2 tornate, De Conto della squadra veneta Robert Running Team ha vinto bene, precedendo in 23:42 Elio Battistella, che dalla Mandovola Le Stangs, secondo in 23:53, e Mattia Rizzo, Sportiamo, terzo in 23:59. La condizione è buona, ha detto De Conto. Domenica potrei correre la maratonina dei Dogi per migliorare il personale di 1 ora 9:53 fatto a Brugnera. Ci sto pensando, visto che sarebbe la mia terza mezza in un mese. Tra le donne è successo di Giulia Montagnin, Brugnera Friuli Intagli, in 28:46. Originaria di Castelfranco Veneto e comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Tarvisio, ha prevalso sulle compagne Giulia Pessot, 29:23, e Glenda Basei, 29:38. Ecco vincitori e vincitrici delle altre categorie. Juniores Giuliano Venier, Brugnera Friuli Intagli. Promesse Alessandro Gasparotto e Giulia Pessot, Brugnera Friuli Intagli. 35 Mattia Rizzo, Sportiamo, e Claudia Fioritti, Atletica Buia. 40 Luigi Nonesso, Brugnera Friuli Intagli, e Samantha Pizziconi, Montereale. 45 Elio Battistella, che è della Mandola Le Stangs, e Ivette Moro Piazzon, Azzano Runner. 50 Federico Pivetta, Montereale, e Laura Castellani, Brugnera Friuli Intagli. 55 Fabrizio Casagrande, Cimavilla Running Team, e Cristina Viotto, Scuola di Maratona Vittorio Veneto. 60 Claudio Martin, Podisti Cordenons, e Grazia Brachetti, Ialmico Corse. 65 Calogero Fabbrica, Fiamme Cremisi, e Liliana Pessot, Libertas Porcia. 70 Pietro Valguarnera e Rossella Viol, Atletica Aviano. 75 Oddo Salvadego, Brugnera Friuli Intagli. La mattinata si è conclusa nel migliore dei modi con le manche giovanili dello stesso circuito di Coppa, dove la tenerezza che hanno regalato i più piccoli è stata pari all'impegno che ci hanno messo per fare bene sotto gli occhi di genitori e nonni. Ecco vincitori e vincitrici. Esordienti 5 e 8 anni, Samra Vigato, Atletica Aviano, e Tommaso 40, Podisti Cordenons. Esordienti 10 anni, Federica Piovesana, Brugnera Friuli Intagli, e Nicolò Romanin, Podisti Cordenons. Ragazzi, Elena Piovesana, Brugnera Friuli Intagli, e Marco Freschi, Dolomiti Friulane. Cadetti Miriam Blai e Lorenzo Perin, Podisti Cordenons. Allievi Martina McDowell e Pietro De Biasio, Brugnera Friuli Intagli.
Presenti alle premiazioni, tra gli altri, il sindaco di Porcia Marco Sartini, il vicepresidente della FIDAL regionale Lucio Poletto e il presidente della FIDAL Pordenone Ezio Rover. Ecco alcune interviste che abbiamo raccolto tra i partecipanti. Sentiamo. La gara di oggi è la mia prima della stagione, ovviamente 2022, sono contenta di essere iscritta alla Coppa Pordenone perché l'ho fatta anche l'anno scorso, sono belle gare su strada che a me piacciono e diciamo che essendo la prima gara della stagione l'ho presa un po' come un allenamento, però il percorso è molto bello, la giornata ci ha accompagnato con questo magnifico sole. Niente, ringrazio anche Ezio per avermi invitato a questa gara, farò comunque anche le altre gare sperando di migliorare sempre di più sulle corte distanze perché come ho detto più volte non aspettatevi che faccia mezze maratone o maratone perché ho abbandonato definitivamente quella distanza. Però insomma queste garette da 7 km sono sempre molto interessanti e molto competitive ed è un'occasione per divertirsi, mangiare in compagnia e stare in compagnia sperando che la pandemia si sistemi. Io come specialità faccio i trail in montagna, per cui mi sono voluta mettere in gioco per la mia società i podisti Cordenons che mi bombardano di richieste di fare queste gare. Ho detto vabbè dai, oggi siamo a Porcia, gioco in casa e quindi la faccio. Bella, bel percorso, faticoso perché sali scendi continui, ma sono soddisfatta insomma. Non so come sia andata ma per me bene. Corsa di Porcia molto bella, allenante, percorso un po' nervoso ma mi è piaciuto tantissimo, complimenti all'organizzazione, da rifare, super. Grazie, condivido questo pensiero, è la terza volta che torno a Porcia, ci torno volentieri, ringrazio l'organizzazione e la presidente Mara Introvigne. Grazie, alla prossima! È stato un bel percorso, più che altro faticoso per via del sole che è iniziato a far caldo e poi quelle leggere pendenze che dopo un po' risultano logoranti a lungo andare, però tutto sommato bene, dai. Chiudiamo con le notizie flash di Greta Iuri. Grazie per la fedele attenzione e arrivederci a lunedì prossimo. La stagione all'aperto del velocista Paolo Messina è cominciata nel migliore dei modi. L'atleta, classe 2002 allenato dal coach Max De Sardo, è stato convocato per il raduno nazionale della 4x400 azzurra, che si svolgerà dal 28 marzo al 2 aprile al centro di preparazione olimpica di Formia. Il campione italiano dei 400 metri indoor under 23, nonché quarto agli assoluti sulla medesima distanza, si allenerà al fianco dei finalisti olimpici e mondiali con il quartetto del miglior Vladimir Aceti, Fiamme Gialle, ed Edoardo Scotti, Carabinieri, e di Brian Lopez, Fiamme Azzurre, e Francesco Domenico Rossi, Cus Pro Patria. E visto che l'appetito viene mangiando, ecco un'altra chiamata azzurra per un ragazzo di Trieste Atletica. Il marciatore ronchese Emiliano Brigante, allievo di Sergio Tonut, azzurrino la scorsa estate sia agli europei che ai mondiali juniores, parteciperà con l'Italia all'incontro internazionale di marcia che si terrà sabato 2 aprile a Podbrady, in Repubblica Ceca. Brigante sarà al via della 10 km, riservata alle rappresentative nazionali under 20, assieme al barese Giuseppe Di Sabato e al catanese Salvatore Manera.